Io sono Trincanato Enrico, l'azienda si chiama TF Atelier Dentale, T come Trincanato, F come Ferro, che è il cognome di mia moglie, che è il mio braccio destro ed è un pilastro fondamentale su cui si basa il laboratorio e siamo in centro storico a Bassano del Grappa. Io ho iniziato a fare questo lavoro 20 anni fa con mio padre, ho lavorato vari anni con lui, poi ho fatto un'esperienza in Brasile di 1 anno, poi sono andato in Germania con mia moglie, siamo stati lì 3 anni, ho sempre fatto questo lavoro, il lavoro dell'odontotecnico, poi tornati dalla Germania abbiamo deciso e abbiamo avuto l'occasione di prendere in mano questa azienda. 4 anni fa abbiamo subito investito in digitalizzazione. Ho deciso di diventare maestro artigiano perché secondo me prima di tutto questo è un riconoscimento importante per un artigiano che ha passato tantissimi anni a imparare il lavoro e poi per riuscire al meglio quando ce ne sarà la possibilità di tramandare questo lavoro anche alle nuove generazioni. Il mio impegno con il passaggio generazionale lo affronto e lo gestirò anche grazie a questo titolo. Abbiamo l'intenzione di prendere dei ragazzi per insegnare questo lavoro, anche se il momento è un po' difficoltoso, insomma i ragazzi non ce ne sono molti, però l'intenzione è quella di tramandare questo lavoro alle nuove generazioni e di creare un laboratorio che è sempre improntato sull'artigianalità ma anche sulla digitalizzazione, perché questo è un punto molto importante per dare proseguo all'azienda. Io sono socio di Confartigianato da 4 anni, da quando ho aperto questa attività nel 2022. Noi tra l'altro ci appoggiamo al commercialista di Confartigianato di Bassano e ci troviamo bene, insomma. Artigiani sempre sul pezzo!